In Alpago e in Valbelluna la polizia provinciale può utilizzare fucili carichi con pallini di gomma per allontanare i lupi. Questa è la notizia che apre i quotidiani di oggi, una notizia che ha meritato anche una pagina sulla parte nazionale del Gazzettino. Il piano di dissuasione è stato autorizzato dalla Regione Veneto e approvato dall'ISPRA e ha l'obiettivo di allontanare i lupi dagli animali e scoraggiare le possibili predazioni che sono in aumento. Fino ad oggi, da inizio anno, se ne sono contate 51, una media di una ogni 4 giorni, fa presente il Gazzettino. E il metodo di sparare pallini di gomma era già stato sperimentato sul grappa ed è risultato efficace, perché gli esemplari di lupi monitorati grazie a un GPS si sono allontanati dopo questo trattamento. Al momento non sono ancora stati sparati i pallini di gomma, perché il piano di dissuasione prevede una certa gradualità con altre azioni di disturbo relative alla presenza dei lupi sul territorio prima di arrivare allo sparo dei pallini. Una misura che, come detto, al momento si applica in Valbelluna e in Alpago, ma già è giunta la richiesta da parte del Presidente della provincia di poterla estendere anche ad altri territori che si trovano a gestire la presenza del lupo, una presenza che diventa problematica per tanti allevatori, non soltanto per quelli che fanno questa pratica per hobby, ma anche per gli allevatori professionali. E intanto fa presente il Gazzettino sulla stessa pagina: il TAR autorizza alcuni abbattimenti in Trentino perché non c'è pericolo per la specie. Come detto, il tema è l'apertura del Gazzettino, in questo caso il titolo scelto: pallini ai lupi in tutta la provincia, autorizzato l'uso di pallottole di gomma contro gli esemplari più aggressivi. La Regione ha limitato l'applicazione del nuovo protocollo a Valbelluna e Alpago, ma le predazioni sono frequenti in tutto il territorio e Padrin chiede che sia estesa la possibilità di utilizzare questo sistema. Padrin, presidente della provincia di Belluno. Tema che, oltre ad essere presentato in prima pagina, viene approfondito nelle pagine 2 e 3 del Gazzettino di Belluno, portando anche alcune testimonianze. Smonticazione anticipata al pascolo Mont de Fen, in fumo mesi di lavoro. La disperazione del pastore Molin dopo l'ennesima predazione. Vanno abbattuti i capobranco. Questa la sua considerazione. Ancora, portiamo le bestie in piazza San Marco, così ci ascolteranno. 2 attacchi in 48 ore. La disperazione di Claudio Dal Borgo a Chiesa d'Alpago. Uccisi gli asini, piccola Annabella, ferita Clara. Mantenevano puliti i prati. Tutto questo porterà all'abbandono dei pastori, come già avvenuto in Palantina. Questa è la sua considerazione per chiedere interventi risolutivi, efficaci, in grado di contenere la presenza dei lupi. I pallini, metodo violento, non efficace. Ecco tutte le proposte degli animalisti. Nell'articolo così titolato il Gazzettino fa presente le perplessità del mondo ambientalista rispetto a questa soluzione. Ma andiamo avanti sulle pagine del Gazzettino di Belluno e affrontiamo un tema di carattere sanitario. Cure palliative. Il servizio si estende, posti letto di hospice anche a Pieve di Cadore e in Agordino. Questa la previsione e il desiderio dell'Ulls Dolomiti, oltre a quelli già presenti a Belluno e a Feltre. E in provincia nasce la prima
Rete delle cure palliative del Veneto, che garantisce interventi terapeutici e assistenziali al degente. L'obiettivo della rete è proprio quello di organizzare e gestire al meglio tutta l'assistenza, con un'attenzione particolare alla prossimità, cioè a riuscire ad arrivare fino nella casa dei pazienti, facendoli spostare il meno possibile. Va a passeggio e trova un cadavere nel Piave a Belluno. La macabra scoperta ieri in tarda mattinata è stata fatta da un passante che ha visto il corpo immobile poco sotto l'Ambioe. L'avvistamento dalla sponda opposta. Il recupero è stato difficoltoso, è stato necessario l'intervento dei pompieri. Si tratta di un uomo di circa 65 anni, escluso l'omicidio, si propende per un incidente o forse per un gesto volontario. E sempre dal comune di Belluno, lavori per nuove valvole a Castion, rubinetti a secco per un giorno. Il presidente di BIM-GSP, Attilio Somavilla, ci saranno tanti altri cantieri. L'obiettivo è ridurre del 35% le perdite. Ed eccoci alla pagina di Feltre, sfida dei 15 ducati. Oggi si svela il palio, presentato il drappo. Alle 18 oggi in Piazza Maggiore taglio del nastro della 44esima edizione della manifestazione. Alle 20:30 la sfida delle cernde tra tamburini e sbandieratori. Anche i giovani si contenderanno il virtual combattendo con il computer a colpi di mouse. Le isole ecologiche saranno interrate. Siamo sempre a Feltre. A breve 7 piazzole del centro città, non in cittadella, verranno trasformate per migliorare il decoro urbano. Saranno più capienti ed esteticamente migliori, sostituendo i vari cassonetti. Sarà privilegiata la fascia attorno alle mura della città. Il progetto era già stato approvato dalla precedente amministrazione Perenzin. Fonzaso, martedì rubinetti chiusi per lavoro. Per lavori in casa di riposo arrivano le autobotti. Blocca le auto con la scura e il macete. Attimi di panico lungo la Lemagna. Un 60enne in comune di Valle di Cadore brandisce le lame contro gli automobilisti, immobilizzato poi con il taser. L'uomo ha alcuni precedenti analoghi, è stato arrestato e portato in carcere. La sindaca: cercheremo di aiutarlo. Pieve di Cadore, frazioni nel mirino del comune, interventi richiesti da tempo. La sindaca conferma l'attenzione per le borgate periferiche, attivando una serie di piccoli lavori pubblici. E da Cortina, casoi delle regole, 8 da assegnare, un mese per presentare le domande. Scade il 31 agosto il termine per ottenere una delle piccole baite. E siamo ad Auronzo di Cadore. Lazio snobbata. Così non ci siamo. Il presidente di Media Sport Events, che organizza il ritiro della Lazio ad Auronzo, deluso per il trattamento ricevuto dal comune. In bilico la prosecuzione del rapporto inizialmente fissato per altre 2 estati, attesa per la verifica dei dettagli del biennio. Anche il patron della Lazio, Lotito, scontento per l'indifferenza, tema sollevato giorni fa dalla minoranza in aula consiliare. Comelico superiore, regole e apertura alle donne. I giudici 8 sono fuorilegge. E dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi, che apre, come detto, sul tema dei lupi. L'ISPRA dà via libera a sparare pallini di gomma. La possibilità accordata alle guardie provinciali nelle aree dell'Alpago e della Valbelluna. Palazzo Piloni, sede della provincia, rilancia per estendere il provvedimento all'intero territorio bellunese. Il tema anche
rappresenta l'apertura della sezione del Corriere delle Alpi dedicata alla provincia di Belluno. In questa pagina c'è anche una testimonianza: Vignole, sbranato un altro cane, la padrona una fine orrenda. Spartaco, il cane, si era allontanato per una passeggiata, trovati i suoi resti. Una testimonianza che vuole significare l'importanza di un intervento in questo settore. Cure palliative più vicine ai territori. Questo è l'obiettivo perseguito dall'ULSS. Postis in hospice in Cadore e ad Agordo. Il desiderio, la previsione, l'impegno dell'ULSS a creare anche questa opportunità. L'ULSS infatti attende attivare entro la fine dell'anno 2 letti di assistenza a Pieve di Cadore in casa di riposo. Il servizio delle cure palliative in provincia è in continua crescita, seguite a domicilio circa 700 persone. Rette delle RSA, delle case di riposo, troppo care, le famiglie vanno aiutate. La ricerca condotta dal sindacato dei pensionati della CISL, il segretario Marcuzzo, sono necessari servizi di prossimità. Trovato senza vita nel Piave a Marisica, a Belluno. C'era la sua bici al Ponte della Vittoria. Un bellunese sulla settantina è stato recuperato ieri mattina dai vigili del fuoco. I carabinieri escludono l'omicidio. Era stato un passante ad accorgersi del corpo in acqua e ad allertare i soccorsi. E ancora da Belluno, il comune dialoga con i ragazzi. Decidiamo insieme le azioni. Il comitato dei giovani sarà coinvolto nelle politiche da mettere in campo, le richieste, spazi di aggregazione, supporto ad eventi e lampioni accesi di notte. SPES Polisportivo De Mas 2. I finanziamenti c'erano, ma i progetti sono fermi. Belluno di più, minoranza in consiglio comunale nella città capoluogo, sollecita l'amministrazione a dare una risposta. Quali politiche ha sugli impianti? Sistemarli o costruirne di nuovi? Si tratta, come certamente avete capito, degli impianti sportivi. Dopo 4 anni il Ministero si ricorda la nomina nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Valentina Dalla Corte di Fratelli d'Italia è entrata nel consiglio direttivo. L'ente lavora al regolamento e a migliorie sulle strutture. Andiamo ancora avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi. Fondo Montagna. Ora i progetti. De Toni, consigliere provinciale, priorità a Investi Scuola. Lo stanziamento di 202 milioni prevede per la provincia il doppio degli anni scorsi. Il sindaco di Alleghe, una buona notizia, usiamo i soldi contro lo spopolamento. De Toni, oltre che consigliere provinciale, è anche sindaco di Alleghe e la cifra 202 milioni è la cifra prevista dal Fondo Montagna a livello nazionale. Per la provincia di Belluno arriveranno circa 7-8 milioni. Per il Veneto, di cui una parte per la provincia di Belluno. Ed eccoci a Feltre. Duomo con Puzzu e Siri, Toppalli e Chessa saranno con il castello. Si tratta dei fantini per il Palio di Feltre, che sta vivendo il suo momento di avvio e che celebrerà la sua fase finale e decisiva nel fine settimana del 5 e 6 agosto. Avere lo SPID è più facile con la procedura assistita attivata dal comune di Feltre per chi ha poca dimestichezza con il personal computer. E sempre a Feltre, ascensori riattivati solo alla chiusura del cantiere del teatro. Vanno rispettate le direttive dell'Agenzia per la Sicurezza. Nei giorni scorsi la gru ha danneggiato una grondaia.
E sempre da Feltre, l'ASSI, l'associazione sportiva che riunisce anche le persone disabili, promuove la passerella che attraversa il Colmeda. Paoletti l'ha voluta testare personalmente in carrozzina. Va eliminato uno scalino, sottolinea, bocciato il vicino passaggio pedonale nei pressi del ponte. Lamon, prezzi alti e progetti da rivedere. Ecco i ritardi per scuole e piazza. Proloco e biblioteca avranno una sede in centro. Cala una pietra tombale sul museo etnografico. Ed eccoci a Pedavena, gite, giochi e fattoria didattica. Che è successo il GREST? L'attività organizzata dall'asilo ai caduti ha fatto il pieno di iscrizioni. I volontari stanno lavorando sulla vigna in vista della vendemmia. E sempre da Pedavena, 100 lampade a LED per la sicurezza e la bolletta leggera. E sempre a proposito di bollette, ma questa volta per quanto riguarda il comune di Sedico, le bollette costano meno. Alessandro Buzzatti, capogruppo di Uniti per Sedico, che è in minoranza, abbassate le rette in casa di riposo. Il gruppo di opposizione presenta un'interrogazione, i costi dell'energia sono calati, non è più giustificabile mantenere quelle tariffe. Borgo Valbelluna, chiuso Summer Job, 14 negozi dove usare i buoni premio ricevuti. Al Pago, sistemeremo i campi e tutta l'area sportiva, attendiamo solo i soldi. L'assessore Filippo Citran tranquillizza il circolo tennis, in tutto sono 900.000 euro bloccati da un bel pezzo. Ci sono già i progetti per poter effettuare una serie di migliorie che sarebbero oro per tutti i praticanti, allargare invece 4 metri necessari l'altro campo del circolo del tennis sarà più complicato, servirebbero degli espropri. E sempre dalla zona dell'Alpago, riecco il Consiglio Dei, la regione rende omaggio al lavoro veneto nel mondo. Prima del Covid sulla piana salivano non meno di 3.000 persone, per il raduno di domani ne sono attese tra le 1.500 e le 2.000. Agordo, via libera ai lavori alle Grave. L'abitato sarà messo in sicurezza. Al Comune un finanziamento di 850.000 euro per interventi sul corso del Rova. Obiettivo: evitare allagamenti e di interrati di case e capannoni in caso di forti piogge. Siamo nelle pagine che il Corriere delle Alpi dedica al Cadore. Macete e accetta contro i passanti, spavento a Valle di Cadore, poi scatta l'arresto. L'uomo aveva bevuto e ce l'aveva con una sua vicina, polizia e carabinieri l'hanno circondato e bloccato con il taser. Preoccupazione in paese, la sindaca Ofer, se si può proviamo tutti ad aiutarlo. Nelle prossime ore l'udienza di convalida dell'arresto. Ed eccoci ad Auronzo, svincolo per il Passo Sant'Antonio. ANAS finanzierà il progetto. La chiusura della Galleria del Comelico aumenterà i volumi di traffico sulla strada provinciale 532. Per ragioni di sicurezza è ora indispensabile bypassare la stretta via dell'Angelo. Il via libera su input del prefetto Savastano. Si tratta solo di poche centinaia di metri da mettere a posto. Una colata detritica lambisce la turbina del rifugio Berti in Comelico Superiore. E per quanto riguarda lo sport, patto con il territorio per guardare al futuro. Nasce l'associazione Belluno per la pallavolo. L'obiettivo è avvicinare le persone al progetto della società che milita in Serie A3. La presidente Frate è un modo per aprirsi alla città.
Elisabetta Frate, presidente di Belluno per la pallavolo, che nel giornale di oggi ritratta insieme al presidente del Belluno Volley, la società che milita in Serie A3, Sandro Darold. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.